nell'occasione mette solamente a disposizione nel suo sito, che è conosciuto, che è frequentato, che è visitato, un link dove i cittadini che vogliono avere delle informazioni possono accedere senza che il Comune abbia la possibilità o voglia interferire sulle domande che vengono presentate. Noi diamo solamente una opportunità alla società dei centri commerciali per fare in modo che la selezione in un momento di crisi non sia ristretta ma sia il più allargata possibile, senza poi, mi sento anche di poter dire che questa attività che il centro commerciale fa, lo fa in supporto agli operatori che si insedieranno all'interno del centro commerciale e quindi facilitare, consentire a loro di avere un accesso alle informazioni per le loro esigenze più spedito, più celere, meno dispendioso, perché altrimenti la soluzione diversa sarebbe stata quella di dire che ogni operatore mette fuori un cartello, ci scrive sopra cercasi personale e dopodiché, voglio dire, questo avrebbe creato delle situazioni poco, voglio dire, poco celeri. Devo anche a maggior precisazione, poi vi darà meglio il dottor Zanchi, è chiaro che questo è un rapporto di collaborazione in termini informativi, ma che non si esaurisce tutto, perché tanto per fare un esempio, i lavoratori che sono in mobilità o che i datori di lavoro che vogliono accedere ai lavoratori in mobilità, l'ente preposto per chiedere la possibilità di accedere al lavoro di queste persone è l'ufficio del lavoro, quindi noi non è che possiamo sostituirci all'ufficio del lavoro o possiamo noi come comune selezionare delle persone o la società dei centri commerciali selezionare delle persone. È un veicolo, lo tengo a ribadire, perché ieri noi dopo firmeremo una convenzione, ieri la Giunta l'ha approvata, dove è chiarito bene quali sono le relazioni tra il Comune di Portogruaro e SSC. Faccio questa precisazione perché in questo momento di crisi e di ricerca forte di occupazione dobbiamo stare attenti a non veicolare informazioni che creano attese o veicolano attese che poi sono ingiustificate e anziché raggiungere quell'obiettivo che noi abbiamo di aiutare tutti ad poter accedere, avere tutti il più ampio panorama di persone possibile, avere la possibilità di fare domande e di relazionare con i vari negozi, e ogni negozio ha delle esigenze diverse, questo contributo che noi vogliamo dare, quindi non è che il Comune non è un ufficio di collocamento, insomma non è che seleziona persone, il Comune fa solo, ma poi lo ben precisato, dirà meglio il dottor Zanchi, fa solo, come posso dire, un sistema, ha introdotto o ha accettato un sistema tale per cui più gente possibile, lo ribadisco, conosca che c'è queste opportunità e sanno dove devono rivolgersi e dove fare le domande, al fine che poi ogni operatore commerciale svolga il suo lavoro in rapporto alle proprie esigenze. Io mi fermo qua perché questo è il senso che noi vogliamo dare alla conferenza stampa, oltre che quello di dire, beh, in un momento di crisi, l'abbiamo detto al tavolo tecnico ai commercianti, in un momento di crisi dove c'è un'azienda, un centro commerciale che apre, mi pare l'11 ottobre, se poi lo dirà meglio il dottor Zanchi se viene confermato, dove ci sono una cinquantina di attività nuove, dove c'è un'opportunità di occupazione, io credo che questa cosa debba essere comunicata, veicolata alla città nel miglior modo possibile. Quindi mi fermo qua, dopo se ci sono domande è ancora più delicato, voglio dire, l'assunzione, perché c'è molta disoccupazione, c'è molta richiesta e quindi oggi il fatto che attraverso il link dei comuni di Portogruaro, e ribadisco, qui non ha accesso, fa una domanda, c'è un raccoglitore di queste domande, queste raccoglitori delle domande c'è l'operatore che ha fatto prima, Prenatal, che dice bene, le seleziona per tipologia, per età, per mansioni, per professionalità, per esperienze lavorative, eccetera. Le seleziona, Prenatal dice bene, anziché prendere 2000, io comincio a selezionare quelle che hanno già dichiarato la loro disponibilità a svolgere questo lavoro, che hanno questo titolo di studio e quant'altro, agevoliamo gli imprenditori da un lato ad avere come posso dire, un carnet di offerte molto elevato e dall'altro, vuol dire, mettiamo tutti i cittadini e tutti i lavoratori
che hanno bisogno ad avere tutte le informazioni, perché spesso e volentieri uno viene in comune e dice ma quando apre, quando non apre, entro quando faccio la domanda, compilo dove lo mando, a chi la faccio, cioè, sono tutte cose che in questo momento di crisi noi abbiamo voluto mettere a disposizione della città in modo particolare. Poi è chiaro, voglio dire, che il mercato del lavoro è libero, ognuno sceglie per conto suo. Certo, io come comunità di Portogruaro sarei molto interessato, voglio dire, che l'occupazione fosse a Portogruaro, ma non perché voglio discriminare, ma perché voglio dire, io rappresento questa città, quindi più io svolgo questa funzione, io credo che faccia una funzione utile. Dopodiché l'autonomia, cioè noi non ci sostituiamo, voglio dire, all'ufficio del lavoro, non possiamo sostituirci ai commercianti, né lui né la società dei centri commerciali né l'amministrazione comunale. Abbiamo, sulla base di esperienza maturata, abbiamo detto cogliamo questa opportunità per svolgere questo tipo di... Uno fa la domanda, il commerciante le vede, individua il profilo professionale e le chiama, non è che c'è la ressa o c'è qualcuno che... cioè vede le domande, chiama le persone in base alle attitudini, all'età, al profilo professionale, alle esperienze lavorative. Se vuole assumere gente nuova, giovane, se ha un profilo di selezione di gente giovane sceglierà quella, se vuole personale maschile sceglierà questo, ma non è che noi facciamo un bando di 6.000 persone, ci troviamo come quando c'è un concorso pubblico che la gente non entra. Uno fa una domanda molto semplice, viene dirotata al centro commerciale, come un operatore che vuole accedere all'elenco delle persone che hanno dichiarato la disponibilità di lavorare, va dal centro, si seleziona le persone. No, ma gliela mandiamo noi, abbiamo già inviato a tutti gli operatori una chiave personale, una password personale di accesso al sito, in modo tale che possono accedere al sito e raccogliere i dati di chi è iscritto. Ma noi ci auguriamo che abbia successo, perché ci devono essere tante domande, perché è la dimostrazione che stiamo diffondendo la notizia in maniera corretta. La prima fonte è il sapere. Se lei non sa una cosa, ma il sapere è la prima fonte, dare pubblicità a una cosa è la prima fonte, questo in ogni ambito, perché quello che non si sa, che viene fatto così, un po' così, quello è un aspetto negativo. Ma quando diamo pubblica divulgazione di una cosa, diciamo signori, l'11 di ottobre è quello che è la data, apriranno un centro, ci sono 50 negozi nuovi, siete interessati, presentate la domanda. Questo è mettere sullo stesso piano, dare a tutti la pari condicio per poter accedere a qualcosa, dopodiché senza assolutamente. Anche perché le aziende, guarda, noi in Italia siamo bravi a intravedere dietro ogni cosa qualcosa che non funziona, neanche quando si parlava anche di tessere di partito, sì, va bene, non esiste. Le dico anche una cosa, guardi, le aziende private, siccome abbiamo a che fare con aziende private, poi sono molto attenti. Comunque quando verranno selezionate, quando faranno occupazione, ci saranno lì le vedete chi sono, insomma, non siamo Milano, Torino, Genova, insomma. Io penso che in un momento di difficoltà come questa, avere delle opportunità così rappresenta un punto molto importante e un grande vantaggio per il territorio, e averne altri, magari 10-50 di queste opportunità, è che purtroppo è difficile. Vi dico che per investire oggi per aziende come la nostra è difficilissimo, perché non abbiamo più sostegno da parte delle banche e quindi gli investimenti devono essere gestiti con le proprie risorse. Questo rende molto difficile. Ma secondo me, battuta di fare questo signore lavorava alla domanda, è perché lavorava alla solo per la domanda. Ci ho lavorato 20 anni. Ci ha lavorato lì, ognuno ha. Però voglio dire, il fatto, se dovesse passare, scusate, se dovesse passare le considerazioni che prima in termini di battuta hanno fatto, l'interesse di tutti sarebbe quello di non fare questa roba. È talmente ovvio, talmente naturale, voglio dire.